Una 32enne fuggita in pieno giorno, ferita e sanguinante dall'ex Telecom di via Carducci a Mestre, sarebbe stata violentata forse per più giorni, il racconto dei testimoni. E proseguono le indagini per percorrere i movimenti di Mulas. Il 45enne accusato di aver stuprato una bambina di 11 anni, i carabinieri si sono recati nel carcere di Gorizia per sequestrare i suoi indumenti. Ennesimo incidente nel tratto maledetto della 4, un furgone tampona un camion e rimane incastrato, ferito il conducente. Sottoposto all'obbligo di dimora a Rovigo, fugge all'alta della polizia durante un controllo a Mogliano. Nel pericoloso inseguimento feriti 2 agenti e 3 militari. Infine lo schianto a Mestre. Da domani per 54 giorni riparte la fase sperimentale del contributo d'accesso che interesserà i visitatori giornalieri non residenti in Veneto. Ecco le novità. Prima dell'estate la Premier Meloni ha espresso il desiderio di venire a Venezia in occasione di iniziative legate al mondo della cultura. Il patriarca di Venezia con il presbiterio e i diaconi ha dato inizio alle celebrazioni del Triduo Pasquale, consacrando gli oli santi con cui le parrocchie amministrano i sacramenti ai fedeli. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali un fatto sconcertante di cronaca. Ancora una volta a Mestre, dove una 32enne fuggita in pieno giorno, ferita e sanguinante dall'ex Telecom di via Carducci, sarebbe stata violentata forse per più giorni. Il racconto dei testimoni, racconto che è stato raccolto dalla nostra Ilaria Marchiori. Sono scappata fuori nuda, gridando, piangendo come una matta, poveretta, tutta ferita sulle gambe. Gridando mi hanno aiuto, chiedevo aiuto, mi hanno trattenuto qui tutta la notte. L'abbiamo assistita noi, appena i nostri clienti che erano qua fuori per l'aperitivo ci hanno avvertito di sta ragazza che era mezza nuda dietro un furgone, gli abbiamo messo una coperta e chiamato le forze dell'ordine e l'ambulanza. Era sconvolta, era piena di lividi. Vittima una 32enne che mercoledì verso l'ora di pranzo è fuggita ferita dall'ex centro Telecom di via Carducci a Mestre chiedendo aiuto, come raccontano alcuni testimoni. Si è appoggiata a quel muro e si è coperta. Era spaventatissima, si vedeva che era sofferente e in più era tutta ferita, ricoperta di sangue sulle gambe. Sul posto carabinieri, polizia locale, personale del 118. In ospedale i medici hanno confermato la violenza sessuale. Poi sono stati eseguiti i test tossicologici e i tamponi indispensabili per verificare l'accaduto. E dai primi esiti ci sarebbero elementi sufficienti per ipotizzare uno stupro, probabilmente ripetuto, forse compiuto da più persone. Nel frattempo i militari e gli agenti hanno intercettato un 30enne di origine tunisina che hanno portato in caserma, ma la vicenda ha contorni ancora da chiarire e le indagini sono in corso per stabilire con esattezza cosa sia accaduto nell'edificio e di chi siano le responsabilità, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I residenti hanno paura. Questa gente qui gira con un flessibile a pila o con tronchesi molto grande in tasca. Il giorno stesso che hanno messo quella rete elettrosaldata era già aperta. Qui vanno dentro e fuori a qualsiasi ora, no? E ovviamente vede anche gente che si fa tranquillamente con le siringhe alla luce del sole, trova scene di spaccio in pieno giorno, mattina, pomeriggio, sera, è una latrina a cielo aperto. Il piazzale donatori di sangue è un ricettacolo di malavita. Il complesso da sempre ricovero di sbandati e tossicodipendenti, per questo viene sgomberato periodicamente dalle forze dell'ordine, ma ancora non è sufficiente. All'interno si trova di tutto, comprese siringhe usate e materassi. Solo nel 2023 sono stati fatti in generale 130 sgomberi con 111 nel 2024 e solo questo palazzo qua ci impegna in decine di interventi, sopralluoghi e sgomberi. Non poco più di 10 giorni fa siamo intervenuti con 3 giorni continui di pulizie, nonché sollecitando la proprietà che sono intervenuti. Infatti tutto il reticolato che è stato messo in ferro è stato proprio messo 10 giorni fa. Sono state bloccate tutte le finestre interne, purtroppo con le cesoie che delle biciclette si sono riusciti ad aprire un varco e sono entrati.
Il comune agisce per quanto sia permesso. Sappiamo che ci sono delle trattative comunque per la vendita, questo è un posto che è di proprietà privata ed è la proprietà privata che se ne deve prendere carico. Noi abbiamo anche diffidato, adesso stiamo procedendo per quanto riguarda una diffida di igienico-sanitaria per l'intervento all'interno dello stabile. E ora torniamo a parlare della bambina di 11 anni violentata giovedì scorso a Mestre. I carabinieri si sono recati nel carcere di Gorizia, dove è detenuto lo stupratore Mulas per sequestrare i suoi indumenti. I carabinieri stanno ricostruendo passo dopo passo i movimenti di Massimiliano Mulas prima e dopo la violenza alla ragazzina di 11 anni avvenuta giovedì scorso a Mestre. Dopo le 18, quando la vittima è uscita dalla palestra e lui l'ha seguita nel tragitto verso casa, durato circa 40 minuti. Il 45enne, ora detenuto nel carcere di Gorizia in una sezione per gli imputati di reati sessuali, era stato arrestato il giorno stesso in via Piave poco prima di mezzanotte, grazie all'intuito di un giovane carabiniere rientrato in servizio. Da chiarire cosa abbia fatto in quelle 4 ore. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza risulterebbe che non abbia mai lasciato la stazione di Mestre, quindi probabilmente il cambio di vestiti lo portava con sé. Ecco perché i carabinieri si sono recati nel carcere di Gorizia a prelevare i suoi indumenti. La comparazione permetterà infatti di scoprire se ci siano tracce in grado di blindare ulteriormente il quadro accusatorio a suo carico già pesante. Incidente nel pomeriggio verso le 16:30 lungo l'autostrada 4 nel tratto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione di Trieste. A causare lo schianto è stato un tamponamento tra un furgone e un mezzo pesante. Ad avere la peggio il conducente del furgone, rimasto ferito in maniera grave. E adesso vi raccontiamo di un folle inseguimento avvenuto tra Mogliano Veneto e Mestre. Un cittadino africano sottoposto all'obbligo di dimora a Rovigo ha ignorato l'ALT imposto dagli agenti della polizia durante un controllo a Mogliano Veneto, fuggendo a tutta velocità a bordo della sua auto. La fuga ha scatenato un inseguimento immediato ad alta tensione. L'uomo, che voleva incontrare la sua compagna nel Trevigiano, ha cercato in tutti i modi di seminare la volante della polizia. Nonostante la folle velocità per le vie di diversi comuni, anche della Riviera del Brenta, le forze dell'ordine, supportate da una jeep dell'esercito dell'operazione Strade Sicure, hanno rapidamente raggiunto l'uomo a bordo di una station wagon. Dopo diversi speronamenti, l'inseguimento si è concluso con uno schianto violento in carbonifera a Mestre, un impatto che ha segnato la fine della fuga. A seguito dell'incidente, 5 operatori delle forze dell'ordine, 2 agenti della polizia e 3 militari sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Le prognosi sono risultate relativamente brevi per la maggior parte dei feriti, ad eccezione di un poliziotto che ha riportato una contusione significativa alla mano con una prognosi di 15 giorni e la necessità di ulteriori cure. Una volta preso in custodia, l'uomo è stato condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Nel veicolo sono stati rinvenuti alcuni grammi di cocaina. La Guardia di Finanza di Venezia ha scoperto dei trasferimenti illeciti di denaro all'estero per 25 milioni di euro, un totale di 52.000 operazioni. Protagonista delle indagini un'agenzia di money transfer gestita da un cittadino asiatico che attraverso tecniche di smurfing, suddividendo grosse somme di denaro in importi minori, sarebbe infatti riuscito ad aggirare i sistemi di controllo previsti dalla normativa antiriciclaggio. L'uomo e gli altri 450 soggetti coinvolti sono stati sanzionati, mentre il money transfer è stato segnalato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Da domani per i 54 giorni della stagione estiva il ticket d'accesso interesserà i visitatori giornalieri non residenti in Veneto. Ecco dunque le novità che riguardano Venezia. Tutto pronto qui in stazione per il contributo d'accesso, la misura che entrerà in vigore domani per il secondo anno di sperimentazione. Da domani rientra in vigore il ticket d'accesso a Venezia nell'ambito della seconda fase sperimentale. Questa misura, applicata per 50 giorni nell'arco della stagione estiva dalle 8:30 del mattino alle 16, riguarda i visitatori giornalieri non residenti in Veneto che non soggiornano all'interno del comune di Venezia. I principali punti di accesso: stazione di Santa Lucia, Piazza
Piazzale Roma saranno oggetto di verifiche, mentre sono previsti controlli anche in altre aree, con sanzioni che vanno da 25 a 150 euro più 10 euro del contributo stesso in caso di inadempienza. Questo sistema esclude dall'area a pagamento le isole della laguna come Murano, Burano e il Lido. È una macchina organizzativa complessa sicuramente, che vede un centinaio di persone coinvolte, dagli steward ai controllori alla polizia locale nei punti di accesso della città. Il sistema prevede che chi non prenota in anticipo paghi di più. Se la prenotazione viene effettuata entro il terzo giorno precedente l'arrivo, il contributo sale a 10 euro, mentre prenotando entro il quartultimo giorno si paga solo 5 euro. Le categorie esenti comprendono residenti, lavoratori, studenti e altre figure riconosciute, mentre l'obbligo di registrazione nel portale è eliminato per gli studenti delle istituzioni veneziane e per i residenti in Veneto, che dovranno solo esibire un documento d'identità in caso di controllo. Ricordiamo che dopo tanti anni in cui nessuno ha mai preso in mano la questione del contributo d'accesso e più in generale nessuno ha mai preso in mano il tema dell'overtourism, questa amministrazione sta provando a sperimentare misure nuove per ridurre il fenomeno del turismo di giornata. E a Venezia potrebbe arrivare a stretto giro di posta la Premier Meloni. La Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni verrà presto a Venezia già prima dell'estate. In questa occasione visiterà certamente la Biennale di Architettura e sarà anche molto probabilmente alla Fenice, magari per assistere di persona dal Parco Reale ad un concerto. Una scelta, quella di puntare sulla cultura, che racconta il rapporto e il legame profondo e di stima reciproca di lunga data tra la Premier e due personaggi chiave del mondo della cultura veneziana, ma anche nazionale ed internazionale, come il presidente della Fondazione Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco e il nuovo sovrintendente del Gran Teatro La Fenice di Venezia Nicola Corabianchi, fresco di nomina. L'intenzione della Premier di venire a Venezia è qualcosa di più di un semplice desiderio, tanto che sono già circolate alcune ipotesi di data in linea di massima. La Biennale di Architettura verrà inaugurata sabato 10 maggio e la Premier potrebbe essere in laguna poco dopo, attorno alla data del 20 maggio. Il giorno ufficiale non è ancora stato deciso, ma già circolano delle importanti indiscrezioni da qualificate fonti in città su un'ormai imminente visita della Meloni in laguna. Va ribadito che però la data non è ancora certa né ufficiale e il programma è soggetto a continue variazioni in base all'agenda sempre in evoluzione della Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo lo sciopero e il presidio, il Partito Democratico si schiera a fianco dei lavoratori Versalis di Porto Marghera. In una mozione presentata a Cafarsetti si chiede al Comune un impegno concreto a difesa del tessuto produttivo veneziano. Purtroppo in questi anni abbiamo visto un disinvestimento in Porto Marghera da parte di Eni. Chiuso il cracking, in realtà ci doveva essere una vera riconversione, ma questa riconversione, come purtroppo sia i sindacati ma anche noi avevamo previsto, non c'è stata. Il Partito Democratico di Venezia ha presentato una mozione a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento Versalis di Porto Marghera con una richiesta di intervento urgente del Comune che deve assumersi, secondo il PD, la responsabilità politica di difendere ciò che è definito un pezzo fondamentale del proprio tessuto produttivo e sociale. Chiediamo con questa mozione in Consiglio Comunale innanzitutto un sostegno ai lavoratori, ma anche l'apertura di un tavolo di confronto con Eni e con tutte le istituzioni coinvolte e soprattutto che a livello nazionale si parli di Marghera e si parli della crisi anche ovviamente di Porto Marghera e della chimica, perché attualmente non è presente nei tavoli e soprattutto all'attenzione del governo. Da oltre un secolo Porto Marghera rappresenta, o a questo punto il rischio dover iniziare a dire rappresentare, un presidio strategico per l'economia veneziana e una volta addirittura nazionale. Per idem, la chiusura dell'impianto cracking nel 2022 e i ritardi nel progetto di riciclo meccanico della plastica da parte di Versalis stanno generando una crescente preoccupazione tra i lavoratori. Siamo tra le province del Veneto, quelle più importanti, insomma la provincia più povera, proprio perché appunto c'è una monocultura turistica con dei lavori ovviamente sottopagati e non c'è un rilancio, non c'è
è una vera invece politica industriale della città. Anche per quanto riguarda la ZLS siamo in realtà al palo, nel senso che sono state investite pochissime risorse e per pochissimo tempo, oltre ovviamente a un disinteresse in questi anni da parte dell'amministrazione che evidentemente aveva altri interessi di tipo personale che hanno quindi messo da parte invece quelli collettivi. Al via questa mattina da Venezia le celebrazioni per il Triduo pasquale. Venezia entra nel grande triduo di Pasqua e nelle solenni celebrazioni pasquali. Questa mattina nella Basilica Cattedrale di San Marco il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha presieduto la solenne messa del Crisma insieme a tutto il presbiterio veneziano convocato e ai diaconi. Nella celebrazione vengono consacrati dal Patriarca gli oli santi, poi distribuiti a tutti i parroci e parrocchie della diocesi per amministrare durante l'anno i sacramenti ai fedeli. Il nostro sacerdozio ha senso se è a servizio della Chiesa e se è a servizio del sacerdozio comune, universale dei nostri fedeli, i quali sempre più debbono essere associati nel servizio ecclesiale. Monsignor Moraglia, nell'omelia dal pulpito della Basilica, ha parlato anche del momento storico difficile che il mondo sta attraversando. Oggi, in questo cambiamento d'epoca, è essenziale che la Chiesa non solo rimanga unita, ma che ogni membro viva la Chiesa nella sua totalità. Ogni discepolo va oltre quindi il particolare ed è espressione dell'universalità, del Cristo totale. Pasqua tra sacro e profano, vediamo le previsioni per il mondo del turismo. In vista di Pasqua 2025 l'andamento delle prenotazioni nelle camere degli hotel in laguna non fa registrare ancora una potente accelerazione, come invece capitava negli anni scorsi. Venezia rimane comunque, secondo gli addetti ai lavori, una delle mete preferite per il turismo di Pasqua, perciò l'invito e anche la speranza degli albergatori è comunque quello di venire senza problemi a Venezia da tutto il mondo. Si potrà trovare un'ampia disponibilità di camere negli alberghi di tutte le categorie. La delicata situazione internazionale, ma anche gli scherzi e l'instabilità del meteo negli ultimi giorni possono aver frenato le richieste, ma il vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Daniele Minotto resta ottimista e attende le prenotazioni last minute. Pasqua 2025 un pochino sottotono, ci siamo abituati dopo la ripresa della pandemia, il 22, il 23, il 24 una continua crescita sia in termini di presenze che di tariffe di vendita delle camere, con una crescita abbastanza continua allineata a quelli che sono l'aumento dei costi della vita che viviamo tutti quanti e con una capacità di prenotazione che ci permetteva già di sapere un riempimento importante già nel mese precedente. Il 2025 si è tornati un pochino alla normalità pre-Covid. C'è comunque ancora tempo. La situazione internazionale che si è creata sia per quanto riguarda i conflitti ma soprattutto per l'incertezza per il mondo americano, che è quello che è più interessante per il mercato di Venezia, fa sì che ci sia un pochino di più di timidezza nell'andare avanti con le prenotazioni. Possiamo ad arrivare, non diciamo a un tutto esaurito, ma al momento c'è davvero ancora molto posto per poter venire a soggiornare a Venezia con tarifazioni sicuramente molto interessanti. E da Venezia è tutto anche per questa edizione, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.